Grazie, grazie ai presenti e grazie ai miei amici che mi fanno compagnia in questo momento di presentazione del libro. Innanzitutto mi riallaccio un po' alle cose che diceva Augusto, che chiaramente sono tematiche che sono aperte se la mafia c'era, non c'era, però diciamo che forse sono anche tematiche secondo me un po' superate, datate, nel senso che probabilmente gli stessi autori citati poi nel tempo hanno già preso altre posizioni. Per esempio nel mio stesso libro, per quanto riguarda Augusto citava Marino e citava Lupo, ma per esempio Marino dice, io ho citato un brano dove lui, nella sua storia della mafia, dove lui dice che molti studiosi si sono accontentati di registrare che la mafia comincia ad apparire nei documenti ufficiali dopo la formazione del Regno d'Italia. Si sono accontentati, quindi si vede che lui stesso non era convinto che fosse cominciata dopo e che evidentemente c'era stata della pigrizia o comunque c'era qualcosa, dava per scontato che qualcosa non era stato fatto. E quindi anche lui evidentemente sapeva che c'era dell'altro e quindi non possiamo schierarlo tra i negazionisti, diciamo, per così dire. Anche Lupo, che tu hai citato e che io cito pure qui, per esempio, Lupo dice, per quanto riguarda questo aspetto, per dire insomma che è ovvio che c'era qualcosa già prima, perché Lupo dice, lo trovate a pagina 56 del mio libro, che si configuravano come piccoli governi nel governo, intravedeva in effetti Ulloa qualcosa di simile alla mafia. Quindi anche lui riconosce, quindi anche Lupo non lo possiamo mettere pienamente tra i negazionisti. E Santino, Cancila dicono, perché è ovvio, cioè un fenomeno come quello mafioso non è che nasce in 10 giorni, in 10 anni, manco in un secolo, secondo me nasce in più secoli e si va via via sedimentando. Poi pian piano però si va anche vedendo la fisionomia, un po' per esempio che facevi tu della gestazione può anche essere, chiaramente all'inizio si capisce cos'è, però poi via via, anche se ancora non è nato, ma il nascituro, come si dice tecnicamente, quello che è nella pancia, o il concepito quello, perché poi c'è addirittura il nascituro tecnicamente forse sarebbe quello che ancora non è stato manco concepito. Però già anche quello, c'è quello che è in mente dei forse, però voglio dire, ci sono tanti elementi. La cosa importante, al di là di tutte queste cose che sono poi teoriche, ma sembrano quasi delle cose, dice vabbè, io la penso così e io non la penso in un altro modo. Il punto è che questo libro è tutto una raccolta di documenti inediti, 500 pagine, potevano essere molte di più. Quindi è un elemento in più rispetto diciamo, alle teorie, alle supposizioni, alle ipotesi basate così su io credo che, io immagino che. Qua ci sono documenti, io stesso mi stupisco perché rileggendo alcune cose trovo delle cose e dico ma guarda, a volte parlando con delle persone dico ma guarda, perché molte cose io stesso non riesco a leggerle pienamente, perché ci sono dei nomi, delle vicende, delle cose che non riesco a collegare, perché non le conosco. Però, per esempio, oggi vedevo che vengono citati questi mercati, tutti i mercati di bestiame, eccetera, e ne viene citato uno di Santa Cristina, di Palermo, che non so, voi che siete palermitani, la maggior parte, forse conoscete, forse neanche voi lo conoscete, ma c'era un mercato, il mercato di Santa Cristina, che era la santa più venerata prima di Santa Rosalia. Questo mercato si svolgeva a quanto pare davanti nella piazza antistante alla cattedrale, in quelle zone lì. E c'è un caso qua di un signore che dice che aveva comprato, che aveva che traffici con Trapani, uno di Palermo, che aveva comprato, perché poi questi qua, insomma, i traffici si estendevano tutta la provincia, e dice che l'aveva comprato a Santa Cristina da un signore che si chiamava Pietro Savoca. Ora tutti i nomi, cognomi, e qua ce ne sono un'infinità, hanno delle implicazioni. Per esempio, per fare capire, ci sono nomi che uno non se li aspetterebbe, perché ne trovi nomi di persone che sono nelle cronache giudiziarie di mafia del nostro tempo, come Adria, Clemente o Minore, ce ne sono Luciano Leggio, c'è un caso di Luciano, ci sono nomi che sono proprio Gerlando Messina, che era il capomafia fino a poco tempo fa di Agrigento, però questo è di 200 anni prima, della stessa zona. C'è una continuità anche dal punto di vista nominativo, ma al di là di questo, i documenti giudiziari che io ho trasformato e riscritto in storie, con una grande fatica, perché giustamente come dicevi tu,
perché rendere leggibili delle sentenze dell'Ottocento che sono di giuro scritte non in italiano, una lingua che non si capisce, che cosa, con confusioni, no? I cognomi che cambiano continuamente, ogni riga cambia il cognome della stessa persona, aggiungono lettere, tolgono lettere, quindi e tu devi inseguire se è quello, se è un altro, e come uniformarlo, come farlo capire, e non parliamo di sintassi e di cose, però alla fine qualcosa si capisce. E si capisce che c'è comunque chiaramente tutto questo grande movimento di abigeati, di relazioni e di anche